Direttore, lei ha parlato all'inizio, in apertura di convegno, ha parlato che è sempre stato un po' nel vostro DNA questo coniugare l'umanizzazione, diciamo, della medicina, l'efficienza e le prestazioni. Ecco, ci può spiegare il senso di questo convegno? Perché l'avete sposato appieno poi la slow medicine. Lo spirito del convegno sta proprio nel recupero della relazione medico-paziente, nel senso che è necessario, o almeno è la mia linea di condotta, recuperare il senso del paziente come persona fisica e il senso del medico come persona fisica, quindi che ognuno dia il proprio volto al fine di. Quindi qual è la grande scommessa? È quella di fermarci un attimo, di rallentare questa società sanitaria, in qualche modo questa cittadella sanitaria che corre continuamente, per riflettere su quello che è il riportare al centro del sistema la persona, che può essere il medico e anche il paziente. Fare buona sanità significa anche rivalutare il senso di quello che è la missione clinica del medico, e io credo che il recupero della relazione comporti anche il recupero di una serie di eventi economici che sono legati necessariamente alla persona. Quindi l'abbattimento dell'aspetto tecnico per dar posto a quello che è l'aspetto clinico è un valore aggiunto, secondo me, che nulla valga come cosa immutabile. Noi dobbiamo cambiare la relazione del medico con quello che sta attorno a lui stesso. Dobbiamo avere un approccio olistico nei confronti del paziente.